Doppio delitto di Cison di Valmarino, al via il 4 luglio il processo nei confronti di Sergio Papa, l'unico imputato del massacro dei coniugi Nicolasi. A discutere la vicenda del bambino preso di mira nello scuolabus da due ragazzine per il colore della pelle, a denunciare l'episodio la mamma dell'11enne su Facebook. Gay Pride a Treviso, Forza Nuova attacca, il sindaco lo blocchi e si schieri contro il candidato europeo. Lorenzo Damiano annuncia manifestazioni in caso di conferma del corteo. Guerra e cannabis shop, polemica a Treviso, i gestori di un negozio dicono noi combattiamo l'illegalità, stringenti le direttive del Viminale giunte a Casugana. False polizze assicurative sulla vita, due clienti truffati, spariti 27.000 euro, accaduto a Revine, l'agente, una donna di 52 anni, denunciata. Una primavera davvero sfortunata, ancora maltempo nel weekend, la protezione civile regionale lancia l'allerta per piogge e vento forte. Al via a Milano la 92esima giornata nazionale degli alpini, 3 giorni di festa e domenica lo sfilamento delle penne nere che Antena 3 seguirà in diretta. Telespettatori di Antena 3, buonasera, bentrovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, la cronaca giudiziaria in primo piano, il delitto di Cison di Valmarino, il massacro dei coniugi Nicolasi in primo piano perché con l'udienza preliminare per il doppio delitto di Rolle si dà il via il 4 luglio, fissato il 4 luglio il processo nei confronti dell'unico imputato per questo doppio delitto, Sergio Papa. Sergio Papa sarà giudicato in assise il prossimo 4 luglio. Dietro a questa porta, delle aule al primo piano del Tribunale di Treviso, il giudice per l'udienza preliminare Piera De Stefani ha accolto la tesi del pubblico ministero Davide Romanelli sull'unico indiziato per il doppio delitto di Cison del 1 marzo dello scorso anno. Per l'accusa il 35enne quel giorno avrebbe commesso il duplice omicidio della 69enne Anna Maria e del 71enne marito Loris Nicolasi, trucidandoli nella loro casa della frazione di Rolle con una roncola. Loris è stato colpito più volte nel cortile di casa dopo una violenta lite, la moglie uccisa probabilmente mentre cercava di dare l'allarme. A Papa viene anche contestato il tentativo di distruggere il cadavere del 71enne, ritrovato cosparso probabilmente di carburante. Dentro la casa, in cui il 35enne si sarebbe introdotto per rubare, Papa avrebbe sottratto 2 passaporti. Poi si sarebbe impossessato anche delle chiavi dell'abitazione e quelle della macchina dell'anziano, che però non è mai stata usata dopo gli omicidi. Ecco la vicenda ripercorsa dalla pubblica accusa, mentre la difesa dell'avvocato Alessandra Nava ne ha contestato l'unica prova indiziaria, ovvero il DNA di Sergio Papa sotto le unghie della donna uccisa. Non vi è nulla che riconduca a lui tranne che appunto la traccia di DNA sulla quale peraltro abbiamo motivo di ritenere che sia stata anche lì troppo superficialmente stata considerata, diciamo così, un elemento fondamentale. Avvocato che contesta come le indagini di fatto si siano svolte a senso unico. Ritengo che la vicenda si sia orientata poi immediatamente nei confronti dell'unica pista ritenuta possibile, ma che sostanzialmente era la più semplice, la più facile, quella che non ha necessitato ulteriori accertamenti, giacché il fascicolo del pubblico ministero è formato unicamente da atti che sono stati immediatamente orientati nei confronti del mio assistito. Nel pomeriggio la decisione del giudice che ha rigettato tutte le eccezioni sollevate dalla difesa, fissando la prima udienza del processo il 4 luglio prossimo per le accuse di doppio omicidio volontario aggravato, tentativo di distruzione di cadavere, furto e incendio, per le quali ora il 35enne Sergio Papa rischia una condanna a 2 ergastoli. Una frase terribile sullo scuolabus, nello scuolabus, e un caso di razzismo che vede vittima un bimbo e che fa discutere nella Marca. Bullizzato sullo scuolabus perché nero, a raccontare la sconcertante vicenda la mamma del ragazzino sulla pagina Facebook che promuove l'integrazione Cara Italia. L'11enne, mamma trevigiana e papà senegalese, mercoledì mattina è salito sul pulmino per andare a scuola e mentre stava per sedersi sulle ultime file, le prime sono riservate agli alunni delle elementari, è stato preso di mira da 2 ragazzine di 2 anni più grandi che gli hanno intimato di non sedersi con una frase agghiacciante: i negri si siedono davanti, i bianchi dietro.
Poco dopo l'11enne è stato anche schiaffeggiato e spinto verso l'uscita. Molto turbato, il bambino, una volta arrivato a scuola, ha ricevuto il sostegno e l'attenzione da professori e compagni che insieme sono andati a denunciare il fatto alla direzione della scuola. Sulla vicenda è intervenuta anche l'amministrazione del comune trevigiano dove si è verificato l'episodio e ieri sullo scuolabus è salito il comandante della polizia locale per spiegare ai giovani studenti la gravità di questi atti. Sono state contattate anche le 2 ragazzine ed i loro genitori. La mamma dell'11enne nel frattempo è stata contattata da tantissimi genitori pronti, scrive nella pagina Facebook, ad appoggiarmi per non lasciare in sordina questa storia, perché convinti di non voler vivere in un paese dove si possano verificare episodi del genere. Spero, conclude la mamma, che quelle ragazzine capiscano che per non perdere l'opportunità di vedere la bellezza nel mondo e di arricchire la loro anima, devono iniziare ad aprire gli occhi, a riflettere, ad amare se stesse per poter dare e ricevere amore. Allora, il ritorno del Gay Pride a Treviso. Ieri abbiamo annunciato, appunto, dato la notizia del ritorno del Gay Pride il 29 di giugno, con l'ok anche del comune, il sindaco in primis. Oggi la presa di posizione dura di Forza Nuova, con le parole del candidato alle europee Lorenzo Damiano, che si scaglia contro il Pride del 29 giugno. Il sindaco blocchi, dice Damiano, questo spot LGBTE e si schieri contro il Gay Pride. Chiediamo che il sindaco di Treviso, Mario Conte, blocchi questa manifestazione. Siamo invasi da una cultura, dice Damiano, che tenta in tutti i modi di rendere accettabile ciò per cui anche la magistratura si è espressa. Meno di 2 giorni fa, ricorda Damiano, la Corte di Cassazione ha detto no alla maternità surrogata e in questi giorni a Treviso assisteremo a spettacoli e a eventi che inneggiano a 2 padri e a 2 madri. Siamo all'assurdo. Continua Damiano. Il sindaco è stato eletto anche da una certa parte di cittadini cristiani e viene da chiedersi come sia possibile che appoggi una manifestazione come quella indetta per il mese di giugno. Qualora l'ok fosse confermato, siamo pronti a manifestare con associazioni cattoliche cristiane contro il Gay Pride. Questa è la posizione di Forza Nuova, che annuncia appunto manifestazioni contro il Gay Pride. Ma c'è anche un'altra polemica a Treviso, nata dopo l'annuncio di Salvini di voler chiudere i cannabis shop e dopo che anche il sindaco ha dato il suo avallo a questa direttiva. Perché la droga è droga, indipendentemente che sia droga leggera o droga pesante. Salvini è contro la cannabis light, chiuderò i negozi, e Mario Conte sposa in pieno le idee del ministro dell'Interno. Per il primo cittadino è necessario bloccare la diffusione di questi negozi che risultano essere un primo e pericoloso approccio all'illegalità. E non mi si venga a dire che la marijuana viene utilizzata anche per altri usi terapeutici, perché chi ha bisogno di curarsi attraverso la marijuana lo deve fare attraverso il medico e attraverso le strutture sanitarie. Ma i negozianti ribattono: noi combattiamo l'illegalità. Il fenomeno della cannabis light, recenti studi lo dimostrano, sottrae il 12% degli introiti alle mafie. Alle dichiarazioni del ministro e del sindaco sugli smart shop risponde Matteo Dozzo, titolare di un negozio in centro storico. È più facile sputare una sentenza senza sapere, dove c'è una differenza abissale, 2 mondi completamente differenti tra THC e CBD. Il THC è la sostanza psicotropa che sballa, che è illegale in Italia, mentre nei negozi legali si vende tutto legale. Paghiamo l'affitto, paghiamo le tasse, non vedo dove stia il problema. Nei nostri negozi si rivolgono molte persone, spiega, persone che non cercano sballo. Qui vendiamo dei prodotti dove le persone ne hanno un beneficio. Vengono anche persone di 80-85 anni a curarsi a livello muscolare, a livello nervoso, stress, ansia, insonnia. Ma i cannabis shop avranno ulteriori grattacapi. Alcuni esercizi potrebbero chiudere. Secondo la circolare del Ministero dell'Interno appena divulgata, gli esercizi commerciali devono distare almeno 500 metri da scuole e zone di aggregazione soprattutto giovanile. Adesso attenderemo le indicazioni della prefettura, se saranno da fare dei controlli li faremo, perché ci sono una serie di prescrizioni dalle distanze dalle scuole a tutta una serie di adempimenti da un punto di vista sanitario e della qualità dei prodotti che vengono venduti, quindi faremo i controlli. Se queste attività commerciali risultano assolutamente in regola e rispondono alle prescrizioni del Ministero, non ci sarà alcun tipo di problema. False polizze assicurative sulla vita, 2 clienti truffati a Revine Lago.
Avevano sottoscritto delle polizze sulla vita affidando 27.000 euro ad una subagente assicurativa, 52 anni di Revine Lago, ma al momento della scadenza non avevano ricevuto dalla donna né i capitali né gli interessi maturati. Non solo, alla richiesta di restituire il denaro, l'agente ha reagito con pesanti minacce verbali ad uno dei clienti. I due uomini, uno residente a Revine e l'altro a Fara di Soligo, si sono quindi rivolti ai carabinieri della stazione di Cison di Valmarino. Le indagini hanno accertato che l'assicurazione per la quale la donna è subagente non è legittimata all'emissione di polizze, pertanto i contratti sottoscritti dagli ignari clienti sono pure falsi. La 52enne è stata quindi denunciata per truffa, minaccia, falsità in scrittura privata, appropriazione indebita e violazione delle norme antiriciclaggio. Torniamo al capoluogo, visita questa mattina a Cassugana del sottosegretario al lavoro Sergio Durigon, che abbiamo avvicinato per chiedergli conto su alcuni temi caldi del fronte occupazione, ma non solo. Accoglie con piacere il gagliardetto della città il sottosegretario al lavoro Roberto Durigon. Leghista della provincia romana, lui è di Latina, è orgoglioso delle sue radici venete legate all'immigrazione e alla faticosa vita delle bonifiche. Ecco perché la prima domanda che facciamo è legata alla nuova immigrazione veneta, quella dei giovani cervelli all'estero. Abbiamo inserito nel bilancio scorso una legge di 70 milioni per aiutare l'inserimento dei giovani eccellenti. Tra i temi trattati con il sindaco Conte certamente l'utilizzo sociale dei percettori del reddito di cittadinanza, che nella Marca non ha al momento un gran riscontro, con tanti trevigiani che sospettano invece l'inevitabile presenza dei furbetti del sussidio. Sui furbetti durante l'iter parlamentare come Lega abbiamo posto alcuni punti importanti. Queste persone devono percepire questa somma in questo momento di crisi, ma devono avere la sua opportunità di reinserimento sul mondo del lavoro. E parlando infine di occupazione, passi avanti sulla detassazione dei premi di produttività. Spostiamo appunto l'asse delle percentuali della produzione dal 10% al 5%, significa che diamo un incremento in più ai lavoratori, un incentivo in più ai lavoratori per essere più produttivi. A Treviso oggi si è parlato anche di tema acqua, presenti responsabili delle reti idriche provinciali, un tema importante è quello dello spreco che interessa tutti. Sentite quanta acqua si perde nella Marca. Acqua bene prezioso, cita uno slogan quasi scontato, eppure nel 2019 c'è ancora troppo spreco. Molto certamente legato alle cattive abitudini di ognuno di noi, ma altrettanto alla rete idrica dei nostri territori. Ma quanto si perde? Dipende dai territori, il territorio gestito da ATS è molto complesso perché va da una fascia collinare a una fascia pianeggiante, abbiamo una fascia pianeggiante in cui abbiamo delle perdite attorno al 30%, con fasce collinari in cui in alcune zone siamo superiori al 50%. Marca con la brodo, verrebbe da dire, perché perdere la metà di quanto viene immesso negli acquedotti è certamente un problema da risolvere. Ecco il perché della giornata di studio internazionale organizzato nella sede di Santa Caterina a Treviso, dove le buone pratiche sul miglioramento delle reti idriche locali, nazionali ed internazionali si sono messe a confronto. Con le innovazioni tecnologiche, cito per esempio l'utilizzo del satellite per la ricerca delle perdite occulte o altri tipi di innovazioni, possiamo ridurre le perdite e questo assieme a una gestione oculata delle nostre società porta a un rispetto dell'ambiente, protezione della salute dei cittadini e anche a un calo delle tariffe. Già, perché oltre allo spreco c'è anche il costo collettivo. E allora quale soluzione ad una situazione sicuramente da migliorare? Nonostante i numerosi investimenti che vengono fatti, purtroppo le perdite rimangono ancora elevate. Tuttavia c'è un piano per ridurre sensibilmente nei prossimi anni, si conta di ridurre il 2-3% l'anno, così da rientrare in quelli che sono i parametri che anche ARERA indica ai vari gestori del servizio idrico. Un esempio pratico riguarda Treviso, con i cantieri aperti per cambiare le condotte datate ma non bucate. Stiamo lavorando molto su questo, ATS sta dando una mano, come detto, sono loro i gestori dell'acqua a Treviso e pian piano pensiamo di rinnovare tutta la rete idrica nel territorio comunale. Il mondo dell'autotrasporto veneto e della Marca chiede alla politica di poter rilanciare il proprio settore. L'autotrasporto chiede meno accise, meno burocrazia, più possibilità di lavorare senza dumping sociale degli stranieri. La Confartigianato chiama a raccolta a Treviso gli autotrasportatori del Veneto per rilanciare il settore attraverso un confronto con le istituzioni ed il mondo politico, un settore trainante dell'economia veneta, quello dell'autotrasporto, che si trova ad affrontare un momento di grave difficoltà.
Abbiamo circa 14.000 imprese, di cui 7.000 sono con dipendenti. Solo nella provincia di Treviso negli ultimi 5 anni sono cessate quasi 300 aziende, 200 rotte aziende, perché non riescono più ad andare avanti, ad affrontare una concorrenza tra virgolette sleale di chi viene qui a trasportare pagando le tasse a casa sua, e qui in Italia ci lascia solo l'inquinamento. Sicurezza, infrastrutture, rispetto delle regole, ma soprattutto porre un freno alla concorrenza degli autisti stranieri e riduzione delle accise sul carburante, che in Italia è tra i più cari d'Europa. Questi temi fondamentali che verranno posti all'attenzione della politica dall'autotrasporto veneto. E a proposito di politica, il 26 maggio alle europee c'è anche in corsa il Partito Animalista. Europee 2019, per la prima volta in Italia il Partito Animalista si presenta e sarà in lista con propri candidati su tutto il territorio nazionale. Una visione nuova dell'ambientalismo che vede uniti 11 movimenti animalisti di altrettanti stati europei. Il Partito Animalista Italiano fa parte di un gruppo che è costituito da 11 partiti europei animalisti, chiamato Animal Politics EU, e noi ci candidiamo per dare il nostro contributo alla causa animalista dall'Italia. Il programma è quello concordato con gli altri partiti animalisti europei nell'ottica della difesa dei diritti degli animali e dell'ecosistema e di riflesso di tutti gli esseri umani. Una delle richieste più importanti sicuramente è chiudere gli allevamenti intensivi, che questo, oltre a essere una proposta animalista, è anche una proposta importantissima per quanto riguarda l'ambiente, essendo gli allevamenti intensivi la principale causa di inquinamento al mondo e di surriscaldamento globale. Per quanto riguarda le sfide territoriali nel nostro paese, se al sud uno dei problemi da affrontare è quello del randagismo, a nord-est molto sentite sono le problematiche legate alla crescente presenza di fauna selvatica, dai lupi ai cinghiali alle volpi. Le soluzioni vanno semplicemente prese cercando di non usare la violenza, ma di usare la domesticazione degli animali, così come abbiamo fatto con tantissime specie che oggi abbiamo in casa. Questo non vuol dire che non dovrebbero più esistere a livello selvatico, però sicuramente possiamo andare incontro agli animali e metterli in una condizione di non essere dannosi per l'essere umano senza doverli necessariamente uccidere. Inizia la festa degli alpini, lo vediamo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, allora parliamo delle penne nere, con le immagini andiamo a Vittorio Veneto con oggi le ultime partenze, la partenza del reparto Salmerie ovviamente alla volta di Milano per l'inizio della adunata nazionale degli alpini. Ecco, vediamo le immagini che ci hanno girato proprio i nostri amici alpini questa mattina, la partenza proprio da Vittorio Veneto del reparto Salmerie con i muli appunto portati nei vari furgoni, nei vari mezzi per il viaggio verso Milano, e poi dicevamo il viaggio verso Milano dove stamane con l'alzabandiera è iniziata l'adunata nazionale. Una giornata baciata dal sole ha fatto da cornice al solenne momento tanto atteso, l'altabandiera in piazza del Duomo a Milano, alla presenza di autorità militari alpine, dell'ANA e dei governatori di Regione Lombardia e della città, Attilio Fontana e Giuseppe Sala. Si è dato così ufficialmente il via alla 92esima adunata dedicata al centenario di fondazione dell'Associazione Nazionale Alpini, che vide la luce proprio a Milano. Grande emozione al cospetto dell'Avaro ANA, del vessillo della sezione alpini ospitante, quella di Milano e non solo. La giornata è aperta, l'alzabandiera, l'onore ai caduti, direi che sono i momenti importanti per noi, momenti della memoria, momenti del ricordo, momento dei valori, perché la bandiera per noi è anche un simbolo e un valore della patria, valore dell'appartenenza. Questa poi, che è l'adunata del centenario della nostra fondazione, acquista sicuramente ancora un maggiore significato.
diciamo che se il buongiorno si vede al mattino abbiamo cominciato veramente bene. Toccante anche il momento della riconsegna del tricolore da parte dei giovani alpini che ieri l'avevano portata al Sacrario Militare di Asiago proprio per l'alzabandiera, ricordo dei tanti caduti. E per non dimenticare, come recita il motto su quella colonna mozza dell'Ortigara irraggiungibile a causa delle precipitazioni meteo dei giorni scorsi, gli alpini lottano ancora per una continuità storica che mai si deve interrompere. Il mio desiderio, la mia speranza è che tutti i ragazzi che hanno visitato ieri la cittadella, le scolaresche, quelli che sono in piazza stamattina perché c'è qualche scolaresca anche qui, quelli che abbiamo visto ieri a Cassano sventolando le bandierine tricolore, siano veramente di buon auspicio per il futuro. L'associazione deve seminare elementi positivi e probabilmente qualche frutto lo raccoglieremo. E come sempre Antena 3 seguirà in diretta l'evento clou della Giornata Nazionale degli Alpini, lo sfilamento delle penne nere, domenica 12 maggio dalle 9, la lunga diretta per tutta la giornata. State con noi in nostra compagnia per seguire tutta la giornata e lo sfilamento delle penne nere. Adesso il tempo, con la regione che ha diramato un'allerta meteo per le prossime 48 ore, forti piogge e vento, come ci conferma il nostro meteorologo. L'anticiclone delle Azzorre latita sull'Atlantico, lascia campo libero, addirittura strada spianata e sistemi perturbati che scorrono regolarmente dall'Atlantico su di noi, quindi si preannuncia un fine settimana ancora all'insegna del tempo instabile, più tipico purtroppo, come spesso accade in quest'ultimo periodo, di marzo e non di quasi estate ormai. Quindi abbiamo per domani una nuvolosità irregolare inizialmente, poi un aumento della copertura, si avvicina al sistema perturbato, quindi in serata possibilità di qualche precipitazione sparsa. La situazione peggiora ulteriormente per domenica, con cielo generalmente coperto e precipitazioni anche a carattere temporalesca, addirittura nevose ma sulle cime più alte. Con questa situazione, è una situazione questa di stabilità che durerà anche nei primi giorni della prossima settimana, quindi non ci sono buone notizie da questo punto di vista. Per quanto riguarda i venti, saranno deboli con rinforzi durante le precipitazioni dai quadranti settentrionali, anche se normalmente tendono a provenire da ovest. Per quanto riguarda temperature ancora per domani minime 12-13 gradi, massime 20 gradi, per domenica un brusco calo, quindi minime rimangono più o meno le stesse, le massime scendono anche a 13, 14, 15 gradi e rimarranno al di sotto della media anche nella prossima settimana. L'Alto Adriatico tende al mosso. È la prima statua in Italia dedicata ai Vigili del Fuoco. Ieri l'inaugurazione a Castelfranco. Un vigile del fuoco che salva una bimba. Eccola, la prima statua in Italia dedicata ai pompieri, opera dell'artista Carlo Balliana su bozzetto dell'ex comandante della polizia locale, Laura Lorenzetto. L'inaugurazione a Castelfranco nel corso di una cerimonia che ha visto al fianco delle autorità anche molti cittadini che hanno voluto rendere omaggio a questi eroi di ogni giorno proprio nella giornata che celebra l'80° anniversario di costituzione del Corpo Nazionale. Vigili del fuoco che quotidianamente mettono a repentaglio anche la propria stessa vita per salvare la nostra, in prima linea ogni volta che ce n'è bisogno, ma abituati a lavorare senza risparmiarsi, in silenzio in tutte le situazioni di emergenza, proprio come degli angeli custodi dei cittadini. Non vogliamo essere autoreferenziali, vogliamo invece esaltare i valori di cui sono portatori i Vigili del Fuoco, cioè il soccorso, la solidarietà e l'aiuto agli altri. E gli angeli custodi della vita è proprio il titolo della statua che rende loro omaggio nella piazza dedicata ai Vigili del Fuoco, a 2 passi da Piazza Giorgione. Ad intonare l'inno nazionale il tenore Francesco Grollo, che in serata ha partecipato anche al concerto con la banda nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco al Teatro Accademico. Nell'occasione è stata anche intitolata la nuova bretella della stazione all'alpino pompiere Bortolo Puliè, che nel gennaio del 1918 di fatto salvò Castelfranco dalla terribile esplosione di un deposito di armi francese in seguito ad un bombardamento proprio nei pressi dello scalo ferroviario. Grazie Castelfranco, grazie a tutti voi. Dopo 20:10 questa sera, alle 21:15 torna 40 la trasmissione che ha riaperto gli archivi storici di Antenna 3. Questa sera ospite in studio il professor Ernesto Brunetta, che racconterà la sua esperienza di vice sindaco e assessore negli anni
80, ma anche la vera storia dell'aeroporto di Treviso. E poi rivedremo l'ex parlamentare Simonetta Rubinato, ma anche uno dei volti storici della redazione del telegiornale, Giancarlo D'Agostino, con i fatti di cronaca del tempo. Parleremo anche di cronaca sindacale e poi lo sport, con il basket, l'indimenticato coach Riccardo Sales. E adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Il nostro territorio nella giornata di sabato 11 maggio verrà attraversato da una nuova perturbazione, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà instabile con piogge locali temporali via via più diffusi un po' su tutte le province e localmente anche di moderata intensità. Temperature minime tra 9 e 13 gradi, massime comprese invece tra 16 e 20 gradi. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, qualche spazio soleggiato in più al mattino, poi precipitazioni piuttosto diffuse su tutto il territorio regionale, localmente anche forti. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime comprese invece tra 16 e 19 gradi. E il tempo sarà instabile anche sul Trentino Alto Adige, dove avremo piogge e temporali un po' dappertutto, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Temperature minime tra 10 e 11 gradi, massime sui 20 gradi circa. Bene, dal meteo per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.